È giunto alla sesta edizione il Festival del Canto Spontaneo che si è concluso a Givigliana, frazione di Rigolato. Fondamentale la sua capacità di recuperare lo spirito delle piccole comunità. Verso il silenzio, questo è il titolo della sesta edizione del Festival del Canto Spontaneo a Givigliana, frazione di Rigolato. Vi hanno partecipato artisti provenienti dall'Italia e dall'estero per far rivivere il modo di stare insieme che fino a qualche decina di anni fa era di uso comune, cantando. Nelle immagini anche la benedizione delle croci, una tradizione ripristinata dopo oltre 53 anni. Del canto spontaneo, che cos'è? Ma è una scommessa che Novella del Fabbro ed io abbiamo iniziato a fare nel 2008, infatti siamo alla sesta edizione, perché da sempre, insomma da quando ci conosciamo, ormai da molti anni, è una pratica del canto che noi amiamo particolarmente, perché veniva fatta spontaneamente, in taluni casi, in alcuni paesi di montagna ancora si fa. Ed era un modo di cantare che soprattutto si faceva nelle chiese, parte da lì. Purtroppo questo modo di cantare è andato in disuso. Adesso non voglio attribuire le colpe alle corali, ma in parte c'è stata anche questa volontà, diciamo, nel fine Ottocento, primi Novecento, di utilizzare il canto polifonico, quindi con gli abbellimenti, eccetera, gli arrangiamenti un po' più ricchi, e questo ha portato ad un modo di cantare diverso, sicuramente più bellettato, diciamo così, però si è persa totalmente la ruralità, l'arcaicità del canto proprio antico che si faceva nelle chiese, nei luoghi di lavoro, nelle case, nelle osterie anche, e adesso con questo festival noi vorremmo riproporre questo modo di cantare e trasmetterlo anche alle nuove generazioni, perché può essere un modo anche di socializzazione, secondo noi.